Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, benvenute. 30 minuti con Bruno Zanette è qui con voi anche oggi e con un ospite naturalmente d'eccezione, Luca Pauletti. Buongiorno dottor Pauletti, Salve, come sta? Benissimo. Bene? Benissimo. Noi ci conosciamo da qualche anno e lei è l'organizzatore della Gran Adunanza. Gran Adunanza del Bestiame. Credo che siamo partiti molto sul serio. Sì, siamo seri. Questo è un gran amico. Io volevo fare un po' il serio, ma non ci riesco, perché come si fa a rimanere seri con un personaggio così eclettico, così simpatico? Faccia come crede. Faccio come credo. Come le viene meglio. No, poi perché ci penso io. Dobbiamo anche intrattenere i nostri ascoltatori. A proposito dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che oltre ad ascoltarci in Radio Conegliano potete anche vederci su Veneto Globe. Basta andare sul vostro tablet, cellulare, computer, su Google, digitare Veneto Globe, scaricare l'applicazione, così le volte successive non servono più questi meccanismi e ci potete anche vedere, perché vederci può essere anche piacevole, vero Luca? Sicuramente interessante. Sicuramente interessante perché si vede l'espressione di chi con passione, con grande passione, ha organizzato 4 anni fa la prima Gran Adunanza. Sì. Me ne può parlare, Luca? Ormai sì, sono passati ormai 4 anni dalla prima edizione, è stato un continuo crescendo e spenderei proprio volentieri 2 parole nella spiegazione di che cos'è la Gran Adunanza. La Gran Adunanza delle Maglie e del Bestiame è una manifestazione che abbiamo tirato fuori dal cilindro alcuni anni fa. Abbiamo deciso assieme a un gruppo di amici malgari, tutti noi da giovani abbiamo fatto questo lavoro in montagna e ci siamo ritrovati, abbiamo pensato di mettere insieme una manifestazione che riunisse tutte le maglie di un grande comprensorio come il bellunese. Perché mettere insieme queste maglie e farle sfilare per un paio di giorni in un itinerario che era classico dei tempi passati? Perché è giusto far vedere alla gente che viene da fuori che cos'è il lavoro di malga, che cos'è il bestiame in malga, che cosa sono i malgari, i montanari, le persone che lavorano durante tutta l'estate, lavorano anche durante l'inverno, ma soprattutto durante l'estate in questi pascoli. Ricordiamo che le Dolomiti sono state dichiarate dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, ma sono patrimonio dell'umanità a nostro modo di vedere perché oltre alle bellezze naturali che ci sono anche dei montanari seri, delle persone molto in gamba, molto appassionati che curano questo ambiente. I giovani sono tantissimi che partecipano a questi lavori estivi ed è giusto gratificarli anche facendo vedere al pubblico che cosa possono fare. Ecco, la cosa che ci ha meravigliato sia in occasione del primo incontro che abbiamo avuto e noi come Veneto Globe siamo diventati protagonisti perché lei ci ha coinvolto, Veneto Globe ha realizzato fin dai primi momenti le riprese della Gran Adunanza. Quello che ci ha meravigliato, che ha meravigliato me più di tutti, è proprio la partecipazione dei giovani. Molti giovani con grande entusiasmo continuano a fare il mestiere del malgaro, il mestiere del montanaro, il mestiere che è di sacrificio dalla mattina alla sera, dal gennaio a dicembre, e questo è una cosa molto molto buona. Allora intervengo io così.
Beh, il Malgaro non si fa da gennaio a dicembre, si fa normalmente da maggio fino a ottobre. Poi il bestiame viene portato negli stallaggi classici, autunnali, invernali. Una parola così su Veneto Globe: è nata questa collaborazione il primo anno perché avevamo necessità di creare dei filmati di qualità, di parlare con personale tecnico preparato, di divulgare anche queste notizie, e naturalmente voi vi siete espressi nei nostri confronti con grande serietà, con grande umiltà, e avete partecipato all'inizio di questa meravigliosa avventura. Noi non avevamo le cifre disponibili per fare delle cose eclatanti, però siamo riusciti lo stesso, attraverso il vostro aiuto, a fare questo, ed è importante ed è giusto riconoscere il merito a chi ce l'ha. Perché, e quindi grazie a Veneto Globe da questo punto di vista, grazie a te Bruno Zanette, e ricordo Gianfranco, ricordo Fortunato per quanto ci hanno messo del loro. Perché vi meraviglia che ci siano tanti giovani? I giovani sono il motore dell'umanità, ci sono in tutte le attività tanti giovani. Forse vi meraviglia il fatto che ci siano tanti giovani che si lasciano comunque condurre dalla passione e allo stesso modo si lasciano massacrare continuamente in un ambiente a cui tengono, come ci abbiamo tenuto tutti e ci teniamo ancora, ma in modo particolare questi giovani tengono a questo ambiente e sono costretti a convivere con una... Lo voglio proprio esprimere come atto personale di denuncia, con una burocrazia, con delle leggi stravaganti controllate ripeto, da burocrati che sono purtroppo presenti in tutti gli stati e gli ordinamenti democratici, che però continuano a soppesare sulle spalle di questi giovani che si trovano a dover combattere contro tutto e contro tutti per portare avanti un'idea e soprattutto una passione e un lavoro che è utilissimo. Andiamo in cerca di cretinate pubblicitarie su prodotti che arrivano da tutte le parti del mondo, più o meno sponsorizzati, spinti, quando abbiamo dei prodotti di fama e di unicità mondiali, universali, proprio qua nei nostri territori, non sono conosciuti perché naturalmente non ci sono le potenze finanziarie dietro che possono spingere un formaggio di malga, un formaggio affumicato, una ricotta affumicata, dei salumi con animali allevati in questi territori. Ma così cito alcuni prodotti: la bellezza di andare in una malga d'estate e bere un litro di latte fresco munto dalle vacche che pascolano e mangiano altro che bio, oltre il bio. Ecco, tanti giovani, ma soprattutto vorrei anche far notare una cosa: tanti giovani molto istruiti. Il livello medio di istruzione di questi ragazzi, di queste persone che lavorano in malga, è un livello medio molto più elevato del livello medio dei burocrati stessi che li massacrano. Bravo. O dei vigilanti che li controllano. E questo ci tengo a dirlo perché è un'opinione, ma non è solo un'opinione personale, è un dato di fatto. Qui ci sono le lauree che parlano. Certo. Sono ragazzi, ci sono malghe che hanno 3-4 laureati che lavorano lì. Io vorrei prendere, insomma, determinati uffici a vedere quanti laureati ci sono su 50 persone impiegate. E di che livello? E di che livello? Perché senza alcun dubbio. I laureati della malga indubbiamente hanno un livello diverso, perché prima conoscono la fatica del loro mestiere, la fatica che è enorme per condurre delle attività così, diciamo, antiche. E poi da quell'esperienza hanno le due lauree, la laurea scritta e la laurea della strada, e perciò sono molto molto più, come si può dire, consci anche di quello che vanno a fare in futuro. Però prima di tornare sull'argomento della grande adunanza, io vorrei fare un salto
Luca, caro Luca, su da Alberto di Cadelpoggio, cosa dici? Un salto da Alberto di Cadelpoggio dove il Prosecco incontra il mare. Sicuramente si beve bene. Si beve bene, si mangia bene, è un posto straordinario, poi è un bellissimo resort, adesso con l'ampliamento che è stato fatto, le 25 camere in più, lì si possono fare le gran adunanze, ma non degli animali, ma le nostre gran adunanze, grandi incontri anche con le sue aziende, dottor Pauletti. Tu dovresti dire a questo punto consigli per gli acquisti. È vero, però siccome questo non è una pubblicità, ma è come si può dire, il ringraziamento a colui che da 4 anni sostiene questa trasmissione, che ritengo sia una trasmissione importante. Sì, un grazie anche da parte mia, perché queste persone che sostengono voi di conseguenza e di fatto sostengono anche noi nelle nostre iniziative e ci permettono quindi di sviluppare tutto questo. Alberto è una persona, fra le altre cose, eccezionale, certo. E che io quest'anno vorrei, proprio con la sua organizzazione e anche con la sua maestria, con il suo sapere, lo vorrei partecipe da noi questo primo weekend di ottobre, insomma. Poi ne parleremo e vedremo. Bene, intanto bene. Ufficialmente lo invito e dopo. Una nuova idea, potrebbe essere molto molto interessante. E quarta edizione, la quarta edizione Sì. della Gran Adunanza. I 3 anni passati sono stati il primo anno di esperienza, il secondo anno di esperienza e ancora di esperienza. Andiamo a consolidare quest'anno una gran adunanza che mi sembra, da qualche idea che lei ha espresso prima, si presenterà molto molto interessante. Molto interessante sicuramente, diciamo così, tutto quello che si costruisce si fa normalmente prevede anche degli errori. La strada principale alle volte è disseminata di ostacoli, quindi bisogna fare delle deviazioni. Naturalmente tutto questo per noi serve per costruire e andare sempre avanti. La quarta edizione sarà sicuramente migliore delle altre 3, ma non sarà la migliore in assoluto, ci sarà poi la quinta e avanti negli anni, e quindi tutti gli anni cerchiamo di migliorare. Io vorrei soffermarmi un attimo su un fatto. Siamo riusciti a fare nei 3 anni precedenti quello che abbiamo fatto perché tante persone ci hanno aiutato. Da soli non si fa niente. Coinvolgimento, quindi discussione e quindi innovazione tutti gli anni. Ci hanno aiutato, li voglio citare perché penso sia obbligatorio da parte mia, se non altro per riconoscenza morale, gli sponsor che ci hanno aiutato: Latte Busche, Mungi e Bevi, la birreria Pedavena, la cantina di Valerio Nadal, l'Europiave come macchine agricole, Cimolato, la signora Michela ci ha aiutato, ci ha dato manforte, hanno esposto queste persone i loro macchinari, i loro attrezzi, dalla Longa di Valdobbiadene, e poi il Consorzio Agrario di Treviso, l'ARAV, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, ci hanno dato una mano con la pubblicità le associazioni sindacali degli allevatori, ci hanno dato una mano i giornali, il Gazzettino, il Corriere delle Alpi. Voglio citare a questo proposito un giornalista, Roberto Curto, che ci ha seguito in tutte queste cose, e tanti altri poi che hanno fatto sì che tutti gli anni, proprio evidenziando anche i nostri errori più o meno gravi commessi durante questo percorso di organizzazione, ci hanno aiutato a crescere e sono ancora presenti, sono ancora da noi e sono ancora lì per costruire. Vuol dire che ci credono, ci crede l'imprenditoria. Ricordiamo una cosa: Gran Adunanza del Bestiame, ma non è solo la Gran Adunanza del Bestiame, è la Gran Adunanza
sì, delle malghe, ci sono più di 20 malghe che partecipano, ma è la gran adunanza di tutto l'indotto, di tutti gli operatori. Voi pensiamo solo a un fatto: abbiamo un prodotto come il formaggio Piave, prodotto da Latte Busche, che è un prodotto unico al mondo. È unico al mondo perché da tutta questa miriade di malghe che producono un latte estivo e un formaggio estivo che viene poi, come posso dire, che è tipico, classico di ogni malga, in autunno questi prodotti, tutto questo latte viene conferito in Latte Busche, e da qui, da questa miriade di piccoli produttori, ne esce un formaggio che non ha nessuno. Nessuno al mondo ha un formaggio come il Piave DOP. Questa è una delle meraviglie che succedono. La provincia di Belluno non è una provincia autonoma, non è una provincia che ha soldi, è una provincia che fa parte del Veneto, è una provincia di confine, è una provincia anche confinata, e quindi tutto quello che esce da questa provincia è veramente costruito dalle persone che ci lavorano. Le malghe sono una risorsa. Le malghe sono una cosa incredibile per quanto riguarda la tutela del paesaggio, del territorio, dei prodotti tipici, delle varietà di piante, di fiori che esistono, la salvaguardia di flora e fauna della montagna, la salvaguardia sulla fauna. Vorrei ben anche qui spendere alcune parole e andare giù, come si dice, a man di vanga piena, su come viene tutelata la montagna da parte della burocrazia statale o regionale, o da parte di alcuni enti, nel rispetto di questi montanari che pagano degli affitti, vanno in montagna e si vedono defraudati completamente del pascolo da cinghiali incontrollati. Io sono un animalista convinto, oltre che veterinario. Però animalista convinto non vuol dire lasciare che tutto vada in malora, che prodotti tipici di una zona se ne vadano, che dei giovani siano costretti ad andare via perché non riescono a far reddito in montagna, in malga, perché degli animali incontrollati che si stanno riproducendo, cervi, cinghiali, eccetera, che si stanno riproducendo in un modo, non hanno predatori, quindi non è naturale, non è naturale il loro modo di crescere, è un modo sregolato, prima o poi porterà delle epidemie importanti, e non è detto che queste epidemie non si trasformino o dilaghino verso anche gli animali domestici. Comunque era una parentesi così, faccio per dire... È una parentesi molto interessante e potrebbe essere l'approfondimento e quale soluzione, ma in un altro momento, perché tema molto è un delicato. Tema delicato, ostico, ed è un tema che a mio modo di vedere dovrebbe prevedere dei tavoli di confronto molto interessanti, ma non tavoli di burocrati, non tavoli di impiegati o impiegatucci che pensano di risolvere scrivendo o lanciando qualche spot, tavoli con i diretti interessati. Mi dovreste spiegare come fa un allevatore che paga gli affitti per le malghe, che ha sempre curato le malghe, che ha curato i sentieri, che ha curato l'organizzazione del turismo in quelle zone là, che ha curato un indotto, come fa quando, come quest'anno, in alcune malghe di alta montagna sono arrivati su con il bestiame, non c'era, l'erba era tutta rasata o i pascoli tutti arati da cinghiali, cervi che hanno mangiato, guardate che branchi di un centinaio di cervi mangiano come un centinaio di vacche. Certo. Ok, però ripeto, io auspicherei, ma io verrei volentieri e porterei anche delle persone molto competenti, montanari e malgari, che lì sono nati e hanno vissuto. Ricordiamoci che nella Gran Adunanza ci sono malghe condotte da persone che hanno 60 anni di alpeggio alle spalle, non uno, ne hanno viste passare, non hanno qui scritto o corpo di questo o corpo di quell'altro, però sanno di che cosa parlano. Li abbiamo visti sfilare con grande orgoglio. Li abbiamo visti sfilare e io dico la verità,
non basta vederli sfilare, bisogna anche ascoltarli. Certo. Bisogna ascoltare quello che dicono, perché vuol dire dare loro dignità. Ma vedi, la storia, la cultura che noi andiamo a vedere con questa manifestazione che con grandi sacrifici si porta avanti già da 3 anni, da 4 anni, è un bene per l'umanità, perché l'umanità conosce quali sono, da dove viene il cibo, perché altrimenti non lo sai. I bambini oggi non conoscono la storia e la cultura dell'agricoltura. L'agricoltura di pianura, l'agricoltura di montagna ha da insegnare moltissimo e noi dovremmo fare ancora di più, e questo è un compito che sia da parte vostra sia da parte nostra. È importante la storia, la documentazione di quello che viene fatto proprio per tramandare e per far conoscere alle future generazioni queste peculiarità del nostro territorio. L'agricoltura di montagna insegna molto per un motivo molto semplice, perché in montagna non si può operare in modo estensivo, in montagna non ci sono tutte le comodità logicamente e non esistono tutte le attrezzature come esistono invece o sono state create per la pianura. La montagna però ha un'altra peculiarità, che difficilmente può venire inquinata allo stesso modo che viene inquinata la pianura. L'altro giorno sono stato in una visita in un agriturismo di montagna dove c'erano una quantità di farfalle incredibili e tutta la gente va in questi luoghi per vedere le farfalle. E quando c'era un naturalista e ha detto: sapete, vi siete mai chiesti perché qui ci sono le farfalle, perché ci sono le lucciole? Perché è un ambiente sano, l'aria non è inquinata. Ora si prova anche in montagna a portare vigneti, fruttetti estensivi solo per il mero denaro, reddito spinto. Vedremo il futuro che cosa riserva anche a questa montagna. Proviamo a seguire, ad ascoltare, a osservare queste persone che hanno condotto la loro vita e stanno conducendo la loro vita in queste zone qui. La Gran Adunanza è un momento particolare, vediamo tutti gli operatori della montagna, sia umani che animali. È un momento bellissimo, noi quest'anno vorremmo far partecipare alla Gran Adunanza anche gli operatori che in modo indiretto e che tante volte vengono un po' così dimenticati: il soccorso alpino, la protezione civile, il Corpo Forestale dello Stato, che lavorano, partecipano a quello che è lo sviluppo della montagna e vorremmo invitarli, includerli nella Gran Adunanza delle Malghe, perché sono anche loro, direttamente o indirettamente, partecipi di tutta questa grande opportunità che c'è ancora sulle montagne e soprattutto per il pubblico, per il turismo. 30 minuti passano velocemente e purtroppo siamo arrivati quasi alla fine di questa trasmissione. Abbiamo visto delle immagini passare, come spero le abbiano viste i nostri ascoltatori, immagini molto interessanti, e anzi li inviterei poi di andarsi a vedere in streaming in settimana. Ebbene Luca, siamo alla fine, come le dicevo, di questi 30 minuti. Concludendo, vuol nominare qualche malga? Le malghe, abbiamo 5 minuti ancora, perciò. Le malghe importanti sono tutte, dalla prima all'ultima. Sono tutte importanti, sono tutte le malghe del comprensorio bellunese. Partecipano a questa manifestazione una ventina di malghe, non solo le malghe con bovini, ma malghe con cavalli, malghe con pecore, asini. Partecipano degli agriturismi che hanno i loro allevamenti e che allevano questi animali nel modo migliore possibile. Io vorrei invece usare questi ultimi 2 o 3 minuti per fare pubblicità a questa manifestazione. Si svolge il primo weekend di ottobre.
La location finale è la sede della birreria Pedavena, del ristorante della birreria. Gli animali arriveranno nel parco della birreria. Quest'anno sarà una manifestazione che prevede già dal venerdì il movimento di questo bestiame. Venerdì verrà portato il bestiame in una zona vicino a Pez di Cesio Maggiore, e poi da lì il bestiame il sabato si sposterà verso la sede classica di partenza, cioè le fornaci di Villabruna o Umin, e la domenica questo bestiame arriverà in birreria Pedavena, naturalmente sia il venerdì sera che il sabato pomeriggio, sabato sera, e domenica tutto il giorno grande festa e grande contatto della gente con questi operatori delle montagne. E questo è molto interessante soprattutto per i bambini, per i giovani che non hanno mai visto che cosa è la montagna e hanno modo di vederla qui, in un luogo dove possono toccare con mano, proprio letteralmente toccare questi animali. Negli anni passati c'è stato un grande successo, la gente ha partecipato non soltanto perché lì è un posto ludico, alla birreria dove si mangia, si beve e si sta bene, e si sta bene in compagnia, ma ha partecipato proprio per andare a vedere gli animali di presenza, vedendo i bambini si sono divertiti. Siamo partiti in sordina il primo anno, ma poi l'anno scorso addirittura corriere che arrivavano da fuori regione anche. Abbiamo degli amici che vengono da Modena, quindi dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, Friuli naturalmente, Veneto, per vedere e per partecipare a questa manifestazione. Ricordiamo sempre la consorteria del maiale, il gnocco fritto che arriva da Modena, è una chicca che ci hanno portato. Ho mangiato del prosciutto favoloso. Prosciutto loro, ma abbiamo mangiato anche i salumi nostri con il gnocco fritto, i formaggi scaldati con il gnocco fritto, quindi una bella manifestazione. Allora, primo weekend di ottobre. Segnatevelo. Perché è qualcosa da non perdere. Naturalmente noi cercheremo di ricordarvelo da adesso al momento della manifestazione, perché è importante per gli operatori, per le persone che, se andate a vedere il filmato, vedete sfilare, sono persone umili, persone che sanno cosa vuol dire fare sacrifici e con entusiasmo scendono in piazza a far vedere la loro faccia e il loro sistema di lavoro. Naturalmente, se qualcuno ci contatta perché ha passione, perché ha voglia di partecipare attivamente a questa manifestazione di 3 giorni, noi siamo qua. Anzi, tramite Veneto Globo accogliamo volentieri chi ci vuole aiutare, dare una mano, partecipare anche fisicamente alla manifestazione. Allora noi andiamo ancora a trovare il nostro amico Alberto di Cadelpoggio, dove il Prosecco incontra il mare, e qui finiamo. Magari, cosa dice Luca? Facciamo un saltino su, un buon risottino e frutti di mare. Oggi, visto anche l'orario. Certo. Bene, cari ascoltatori, cari amiche e cari amici, da Luca Pauletti. Ciao Luca, grazie a tutti, per essere intervenuto a questa trasmissione con grande maestria. Volevo ricordare oltretutto, scusate, che l'anno scorso con grande maestria lei ha fatto lo speaker per tutta la manifestazione. Bravo Luca, con passione, di necessità si fa virtù. Con coscienza e cognizione di causa. Di necessità si fa virtù. Ciao a tutti, non perdetevi la gran adunanza di ottobre, primo weekend di ottobre. A sabato prossimo, ciao. Grazie. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.